Sono molto arrabbiatissimo potrei dire, perché dopo anni e anni siamo ancora qui a parlarci di autonomia, una cosa che reputo ridicola a livello nazionale. Per fortuna sono veneto, per cui cerco di tenere duro. Metti una sera a Resana per parlare di quell'autonomia che c'è soltanto sulla carta. 2017, un referendum e milioni di voti per il sì che si perdono nel tunnel della politica romana. Questo è il giudizio netto di chi ora cerca la via della rete dei movimenti per far sentire la sua voce. La proposta nasce da Leopoldo Bottero di Patto per l'Autonomia, che ha incontrato in questo periodo ben 15 diversi gruppi di autonomisti dei vari territori, facendo nascere una piattaforma unitaria già sottoscritta da Indipendenza Veneta, Prima il Veneto e Patto per l'Autonomia. Il passo successivo, condividere la piattaforma con i singoli cittadini per creare una vera e propria rete di collegamento. A Resana le prime adesioni durante una serata organizzata per discutere dell'attuale impasse nazionale. Leopoldo ha un grande sogno, che è quello di mettere insieme tutte le risorse, le energie, le persone che vogliono l'autonomia, che vogliono avere il federalismo. Politica ed economia si intrecciano in questo rebus che vede sullo sfondo il paradosso europeo. Com'è possibile che ci sia un paese come Malta che ha 300.000 abitanti, che ha un commissario europeo, che ha un ministro europeo? Noi non l'abbiamo, noi ne abbiamo uno solo, che è Fitto, per un paese di 60 milioni di abitanti. E invece Malta che ne ha uno per 300.000 abitanti. Non parliamo dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, che insieme non riescono a fare neanche la popolazione del Veneto. Quindi c'è una dimensione talmente ridotta, eppure sono iperrappresentati rispetto a noi, che diciamo rispetto al Piemonte o rispetto alla Sicilia avremmo diritto che alcuni nostri problemi fossero messi in evidenza da un ministro europeo, ma noi il ministro europeo non ce l'abbiamo uno per tutta l'Italia. Tante realtà regionali, tanti popoli, il filo dei ricordi raccontato da Bottero. Da subito, cioè quando ero piccolo mi sono reso conto che noi andando a scuola parlavamo una lingua sbagliata, gli altri ce n'avevano una di meglio. Poi mi sono spostato, sono andato in seminario, per chi lo sa, a Treviglio, dove ho scoperto che c'erano ragazzi di tutte le altre regioni, no? E è stata una scoperta che c'era gente che veramente non parlava il veneto fra di loro, parlava il bergamasco piuttosto che il calabrese. Verso un'autonomia per tutte le regioni, autonomisti e pacifisti, europeisti sì, ma per l'Europa dei popoli, ambientalisti, riformisti moderati. Questi alcuni dei caratteri della piattaforma aperta a tutti, per sentirsi meno Davide nell'affrontare Golia. C'è qualcosa sopra che ti impedisce di poter fare quello che è giusto per la tua comunità. Entro un certo limite, è vero, viviamo in una comunità allargata in tutto il mondo, in un paese, in una nazione, in Europa, però non si può esagerare, perché bloccare le potenzialità di ognuno di noi vuol dire poi bloccare la crescita in senso economico, crescita per i nostri figli, crescita per noi e per il nostro futuro.